Presidente Bolzonello, in un volume, Mezzo secolo di vita di Pordenone, su tutti la figura di Lino Zanussi che portò la città, la sua città nel futuro. 50 anni di contaminazione, 50 anni di percorsi, di incroci, 50 anni di storia di una comunità più che di una città, la capacità di leggere traiettorie del futuro, capacità di elaborare pensieri in un luogo che sicuramente è ispirato alla fede cristiana, ma che sembra quasi una contraddizione in termini, è un luogo laico per eccellenza della nostra città, un luogo dove il pensiero viene esercitato e dove si guarda realmente ai percorsi individuali all'interno della comunità. 50 anni che nascono da quella intuizione straordinaria di Don Luciano Padovese e di alcune altre persone che vanno a coinvolgere i tre principali industriali pordenonesi, e quindi Zanussi, Savio, Locatelli, e in particolare Zanussi, che guarda molto lontano e capisce che se la sua impresa vuole essere, se la sua azienda vuole essere la prima in Italia, in Europa, e poi confrontarsi con i mercati mondiali, già allora deve per forza di cose avere un retroterra molto importante, e da lì nasce un'idea di Pordenone che è quella che attualmente vediamo. Uno degli autori del volume, Giuseppe Ragogna, scrive in uno dei capitoli che la Zanussi creò l'humus imprenditoriale, tecnologico e culturale di Pordenone. È così, nel senso che la Zanussi arrivò nei primi anni 50 e dopo nei primi anni 60 ad essere in due momenti successivi, prima un grande elemento, fra virgolette, demografico, nel senso che la città aumentò da 24.000 abitanti a 54.000 abitanti in 20 anni, dal 54 al 74, e poi nei primi anni 60 le traiettorie legate alla tecnologia, alla cultura, all'istruzione, alla formazione e alla capacità di rendere questa comunità, che era una comunità fragile ovviamente, una comunità capace di guidare il proprio destino.